Non sono finite le sorprese perché a Straculta appena ti giri accade qualcosa, cioè tu adesso fai così Marco, fai questo e succede qualcosa di particolare. Eccoci, ma che succede? No, no, non lo... No, che applaudite, che applaudite? Chi è? Oh. Servizio pubblico questo, momento culturale, problemi di matematica. Primo problema. Johnny ha comprato al negozio 8 giochini della PlayStation a 50 euro cada uno. Quanti euro ha speso in tutto Johnny? Quante cinchiate in faccia ha avuto dal padre? Stima il costo per le cure mediche di Johnny considerando che al momento non respira autonomamente. Risolve! Secondo problema di matematica. Io ho 10 perline. Ne voglio mettere 4 su ogni bracciale. Quanto sono ricchione? Risolve! Ma scusate, ma che... Risolve! Calmi, calmi, che Risolve! Maestro, venite! Regia, mi spiegate chi... Risolve! Che sta succedendo? No! Scusate, regia! Regia! Non inquadrate più questa bestia che è entrata in studio, ma guardate, è arrivato il maestro Pino Mauro! Non è possibile, maestro! Io mi prostro! Papà! Come Dice sai? Domini, che ci fa qua? Nando Cittarella e Pino Mauro! Che ci faccio qui? Cosa è venuto a fare, maestro? A salvarci sicuramente da queste brutte persone. Ehi! Oh! A Citrella! Ehi! Da lontano! Vattene, va! Da là! È inquietante sto ragazzo. Lì! Cappa! Ma allora, cosa sta succedendo? Lei grazie intanto di essere venuto a trovarci e averci onorato la sua presenza, maestro. Grazie. Io sono venuto qua per portare una serenata. Ah, la serenata. A chi però, se mi permetto? A Margherita. E chi è Margherita? Dove sta? Margherita chi è? Non conosco nessuna Margherita. Andrea, detta Margherita! Ah, Andrea! Non sapevo che ti chiamavi pure Margherita. Vieni Andrea, vieni. Allora la lascio in compagnia di Andrea. Intanto io mi vado a accomodare là. Certo. E Andrea la lascio qua o se la No, porta? Andrea verrà vicino a me. Ah, verrà perché vicino. stasera la giandussa qua. Azz. Sai che significa? Mi devi intossicare. Bravo. Vabbè, ragazzi. io Allora, la- il maestro Pino Mauro in una serenata a Margherita Andrea De Logu. Prego, maestro. Vieni, tu devi avvicinare. Io aspetto. Deve fare la sciandosa. Buonasera, signor Marco. Facciamo le mani. Buonasera anche a voi, Ma la Allah, devi scomparire di là. Prego, maestro. A cagnatrice posizione. A che da fa? Sciatata pomaglione malapì. Che tu sa cosa sai e sa serenata. Io sono innamorato di Margherita. La femmina più bella l'abbracciata. La ci portato capo. Ah, pure voi cantate? O Svizzera mi fa sentire cantare, ma ci va avuto un bicchiere ci vede che siete imbriachi. Ippa! E che stanotte voglio indossare. Ma che lingua parla? Aramaico. Sciatata pomaglione. E mala vita. Bam 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 bam. E che bella introduzione che ha fatto maestro. Seconda. E a combaruta luna all'intrasato. La bascia, Ballero spizze ma parete stru. Perché? Perché la cassa femmina va fare. Vero. Un regalo non se la stessa luna.
quando se ne venetta parta mia. E l'occhio guappo e vascia la sanità, è vero o no? Ma caccia persa tutta guapparia, cacciata a minnare in la società. Allora facete salernitano e non napolitano. oh no, non usciresti veramente. Nai, na, nai, na, 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 ni, na, 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 na. Sciatata voglio e ma la vita Oh! bam 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 Olè! Ui! suonata Giovinò buttata in mano non va vita che sto buone voi io ti le canta fino a settimana Olè! e metto in croce a chi ma mi sento Perché non faccio a tempo? un mandolino E non ci sta. Perché la chitarra? che se non è una chitarra È non una si fa chitarra. sentire Non si fa sentire. ma come che agno tu come giurati tanto che avesse a al cari tanto che avesse a rosulì nai na nai na 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 ni na 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 Cagnarasti voglio ma la vita Pino Mauro, Nando Citarella E Vice Domini, grandi ragazzi! Aspetta, scusa, fammi fare una cosa prima. Mo che è finita la cosa ti puoi coprire perché fa schifo sta cosa. Quando metterà su un po' di Copri, peso va. smetterà di andare in giro col petto fuori. Esatto. Vogliamo Che ne so, ricordare, ascoltate voi, è una cosa vogliamo orribile. ricordare dove vi possono venire a vedere i nostri stracultisti? adesso vorrei venire un po' vicino a voi No, voi. viene Nanduccio, vieni. Ecco, eccolo Vieni. qua. Tu a vai, mettete là. Mettila là. Calmi però, calmi. Dove senza possono esagerare. venirvi a vedere? Nonna sa signorina. A Marco non lo facciamo intervenire. Chi è Marco? No, perché abbiamo Marco un minuto Giusto. di tempo, Allora, rischia un che minuto. si sfuma. Sabato 14 aprile, Auditorium Parco della Musica, Salvo Classi. Venite! Ciao! Io, tu e Pino Mauro! Calma. Prima di salutarvi, Questo così è veramente. rimanete qui con noi. Prima di salutarci, facciamo salutare anche i Pils che sono ancora in collegamento. Ragazzi, Eccoli qui, Dove maestro, siete? grazie. Eccoli. Complimenti. ragazzi, avete cantato con Pino Mauro anche voi. Guardi, maestro. Eccoci. Non riescono a smettere. Sì, no. Buonanotte. Guarda, abbiamo dovuto anche vedere il film nel frattempo, però guarda, non è che ci... Ciao Biggio. Allora, noi abbiamo visto questo film che si chiama Rampage, che è praticamente un Ma che film c'entra con tratto Pino da Mauro un Rampage, scusa? coin-up Sta parlando di da Ambure sala Malavito. giochi Mi fai parlare! Fammi parlare! Nicola, fallo parlare. Vai, È quindi. è tratto da un videogioco a gettoni, da un coin-up, da sala giochi, Sì, dove tu sì. personificavi praticamente i mostri, cioè per la prima volta nella storia dei videogiochi non eri il buono ma eri il cattivo. Allora in questo film dove Dwayne Johnson, al quale cercano di trovare assolutamente un piglio, cioè perché Dwayne Johnson è un palestrato, cioè che cosa no, è un palestrato, cioè non è che deve avere elucubrazioni, deve pensare cose. Praticamente Sì. questi mostri, cioè questi animali tipo vengono a contatto con una sostanza e cominciano tipo a trasformarsi e a crescere di misura. No, però fammi parlare. In realtà Non il film non litigate. parla assolutamente di niente, però questi mostri cominciano
cominciano a crescere e diventano un problema tipo su scala mondiale, tipo Godzilla però per 3x4. Io passo la parola ai miei colleghi che sono recalcitranti. Ragazzi, so che siete fantastici No, niente, a fare il come ha detto sunto di queste, insomma, delle vostre recensioni. Fatecelo. Un sunto. Non ha senso questo. Non ha alcun senso, è veramente un film completamente inimmaginabilmente inutile, è proprio una cosa che non è nemmeno un blockbuster con questo lupo dei 4 metri, uno scimpanzé, con Dwayne Johnson che fa lo scienziato pompato, non si capisce, cioè è una cosa completamente, non lo so, cioè proprio sono rimasto... Non vi è piaciuto, non gli è piaciuto. Meglio il libro, Matteo. Meglio il videogioco? Meglio il libro, questa immagine però potevamo anche risparmiarci. È il mostro del film questo, Rampage, vedi? È meglio il libro, non esiste, Matteo. però se tipo io mo tornassi a casa, se io adesso torno a casa e scrivo il libro è meglio. Cioè, Sì, allora posso fare una piccola parentesi, una piccolissima parentesi. Luca, dobbiamo chiudere. Questo film già esiste, si chiama Congo ed è un film tratto da un libro di Michael Crichton. È la versione bella di questo film. Andate Vai, allora andiamo a vedere anche quello. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Sempre con Straculto, grazie a tutti, maestro Pino Mauro, Grazie, l'ultima ragazzi. parola. Grazie a voi. L'ultima parola. Dove siamo sabato? Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi. Ciao. Pino Mauro, Nando Citarella, Pasquale Vice Domini, grazie di essere stati con noi. Grazie.